Ciao Damiano, piacere, io Filippo. Non avere paura, Damiano. So che tieni lo sguardo basso perché voi autistici non guardate negli occhi, ma non ti farò niente. Sono amico di tua sorella. Sai, mi sono informato tanto prima di venire qua. Ho visto molti film sull'autismo. Infatti, ti ho portato dei cioccolatini. Perché la vita è come una scatola di cioccolatini, vero? So che ce l'hai con me, ma non ti porterò via tua sorella. Anzi, sarò come un fratello per te. Ma adesso rivediamo la scena e ascoltiamo cosa stavo pensando io in quel momento. Ciao Damiano, piacere. Io Filippo. Poveretto. Questo sì che ha dei seri problemi. Che fortunato che sono io ad essere solo autistico. Non avere paura, Damiano. So che tieni lo sguardo basso perché voi autistici non guardate negli occhi, ma non ti farò niente. Sono amico di tua sorella. Come glielo dico che ha la patta aperta? Nelle sue condizioni non capirà mai. Sai, mi sono informato tanto prima di venire qua. Ho visto molti film sull'autismo. Infatti, ti ho portato dei cioccolatini, perché la vita è come una scatola di cioccolatini, vero? Fondenti al 90%? Ma questo fa una vita orribile! So che ce l'hai con me, ma non ti porterò via tua sorella. Anzi, sarò come un fratello per te. Oh mamma! Già non sopporto mia sorella! Ora mi tocca avere pure un fratello! Ma toglimi una curiosità. Tu sei autistico autistico? Sì, sì. Sì, perché avevo conosciuto un altro autistico tempo fa, ma era diverso da te. Eh sì, perché alla scuola di autismo ci insegnano ad ognuno superpoteri diversi. Sì, come nel film Rayman, no? Quando gli cadono gli stuzzicadenti e li conta in pochi secondi. Tu sai fare cose simili? Sì, pensa, una volta mi è caduto un pacco di spaghetti e io li ho contati in 3 secondi. E quanti erano? Mezzo chilo. Ma... Ma è vero che avete anche una memoria incredibile? Sì, ma nel tuo caso farò un'eccezione.